Prova. 1, 2, 3. Bene. Buonasera. Qualcuno non si è ancora accorto che sono già le 7. Buonasera a tutti. Come vedete stasera siamo un pochino più illuminati, un pochino più visibili. Mi piace, ma quello che mi piace ancora di più è vedervi qua davanti. Prego, sì, fa caldo qua davanti, perciò venite. Oh là, dai, muoversi, su, 1, 2, 3, non voglio fare i vostri nomi su YouTube perché poi rimangono in eterna memoria online. Persone che iniziano con la A, avanti, persone che iniziano con la G, persone che iniziano con la M, persone che iniziano con la R. Mamma mia ragazzi, io la vostra età era un pochino più pimpante. Molto bene, buonasera a tutti di nuovo. Buonasera. Molto bene. Stasera continueremo il nostro tema che abbiamo già iniziato l'anno sabato scorso, ok? Quello sulla pressione da parte dei nostri pari, e in particolare vorrei iniziare con quel versetto che ho letto alla fine del precedente studio, che è quello famoso in Romani 12:2. Se avete i vostri telefoni, lo volete tirar fuori, volete registrarvelo, volete segnarvelo, copiarvelo, evidenziarlo, questo è il momento giusto di farlo, ok? E Romani 12:2, in cui sta scritto: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Non conformatevi a questo mondo, a questo secolo, non conformatevi a quello che dice la società, non conformatevi a quello che i vostri amici, coetanei e quant'altro vi spingono a fare. Perciò vi prego di alzarvi in piedi in modo che possiamo lodare tutti quanti insieme, ok? Ricordarci che c'è un Dio, un Signore. Lasciate perdere tutte le preoccupazioni della settimana, lasciate indietro tutte quelle cose che vi affliggono, tutte quelle cose che vi pesano nel cuore, e che possiamo passare questo momento di lode e adorazione con il nostro Signore. Amen? Amen. Molto bene. Buonasera di nuovo a tutti, spero che state tutti bene. E oggi inizieremo la lode con un canto che credo conosciamo tutti qui, si chiama Aprimi gli occhi del cuore. E prima di iniziare volevo semplicemente dire che per me questa canzone mi sta molto a cuore, e la canto e l'ascolto in chiesa da tanto tempo, da quando sono piccola, sia qui in Italia che quando ero a Londra, e credo che nonostante sia un canto abbastanza corto, col testo semplice, credo che è davvero bello, perché parla del momento in cui noi arriviamo a voler conoscere meglio il Signore, a avere una relazione più stretta e più intima con Gesù. Dice proprio: aprimi gli occhi del cuore, voglio vederti. E secondo me esprime tanto il momento che abbiamo passato molti di noi, magari non tutti, però spero che dopo la lode di oggi e lo studio che possiamo veramente tutti aprire di più il cuore a Dio e volere imparare di più, conoscere di più della parola, e davvero essere onesti con noi stessi e con Dio, perché Dio vuole solo l'onestà, vuole che gli parliamo e gli chiediamo quello che ci sta davvero dentro onestamente. E credo che come cristiani vuole anche che noi guardiamo alla gente, al mondo, con un cuore più aperto e che non siamo freddi verso gli altri. Quindi sì, ora iniziamo.
voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti, vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, 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 voglio vedere, Santo, 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 voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Possiamo cantare Santo, 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 Santo. Cantiamo al Signore. Santo, Santo, Santo. Tu sei Santo, Santo, Santo. Voglio vederti, Santo, 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 voglio vederti, voglio vederti. Alleluia. Molte volte noi sottovalutiamo quello che Dio può fare per noi, ma Lui è lì che ci aspetta e che ci accetta così come siamo e non vede i nostri peccati. Quindi che noi possiamo lodare il suo nome con tutto il nostro amore.
amarmi e consolarmi, pregando te. Ora so che tu mi stai pensando, mi stai amando, mi stai amando. è stupendo. È stupendo. All'inizio io non so perché hai scelto di amarmi consolarmi, e consolarmi, pregando te. Ora so che tu mi stai pensando, mi stai amando, mi stai amando. È stupendo. Sono un amico suo, sono un amico suo, sono suo amico e Dio è amico mio. all'inizio Io non so perché hai scelto di amarmi e consolarmi, pregando te. Ora so che tu mi stai pensando, mi stai amando, mi stai amando. è stupendo. È stupendo. Sono un amico suo, sono un amico suo, sono suo amico e Dio è amico mio. Sono un amico suo, sono un amico suo, sono suo amico e Dio è amico mio. Dio immenso, Dio immenso, Dio di gloria, sei l'amico mio. Dio immenso, Dio immenso, Dio di gloria, sei l'amico mio. Dio immenso, Dio di gloria, sei l'amico mio. Sono un amico suo, sono un amico suo, sono suo amico e Dio è amico mio. Sono un amico suo, sono un amico suo, sono suo amico e Dio è amico mio. Il prossimo canto dice di quanto il nostro Dio è meraviglioso, sorprendente e che è un Dio di miracoli. Quindi tutto quello che abbiamo bisogno, avendo fede, possiamo chiedere a Lui. Un esempio, io poco tempo fa avevo un'autostima bassissima e non riuscivo ad accettarmi e quindi ho iniziato a pregare e Dio me l'ha alzata almeno un pochettino così. Quindi sì, avendo fede, credendo in Dio, possiamo chiedergli qualsiasi cosa. Quindi cantiamo. Tu sei degno, sei l'agnello, sei
sei degno, sei l'agnello, santo sei Signore. Al tuo trono un canto nuovo innalziamo a te. Santo, santo, santo è Dio onnipotente, chi era e sempre sarà. Tutto il mondo canta l'odire dei re. Tutto tu sei per me e io ti adoro. Alleluia. La tua voce, Signore, è dolce, meravigliosa. Cantiamo la tua voce. La tua voce è come il tuono, splendi in maestà. Benedizioni. Benedizione, onore, forza e potenza a te. Tu sei santo e solo Re. Santo, santo, santo è Dio onnipotente, chi era e sempre sarà. Tutto il mondo. Alleluia. Tutto il mondo canta l'odire dei re. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. Cantiamo meraviglioso, sorprendente. È il nome di Gesù. Possiamo cantare insieme. Meraviglioso, sorprendente È il nome. è il nome di Gesù. Il pane della vita. Il pane della vita è l'acqua che disseta, un mistero sei per me. Santo, santo. Santo, santo, santo è Dio onnipotente, chi era e sempre sarà. Tutto il mondo canta l'odire dei re. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. Ora, prima della nostra ultima canzone, che sarà Padre Nostro, volevo leggere qualcosa che, mentre stavo pensando a cosa potrei dire in questo momento, mi è venuto al cuore, e è agli Atti degli Apostoli, capitolo 2, da 24 a 28, e adesso lo leggo. E dice: Ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosci legami della morte,
perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto. Infatti Davide dice di lui: io ho avuto il Signore continuamente davanti agli occhi, perché egli è alla mia destra, affinché io non sia smosso. Per questo si è rallegrato il mio cuore, la mia lingua ha giubilato e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di gioia con la tua presenza. E per me questi versetti sono parole a cui torno spesso, perché dal momento che l'ho lette ho davvero sentito la presenza di Dio, ho riconosciuto quanto mi è stato vicino nei momenti difficili, nei momenti dove non vedevo come potevo uscirne, e anche al momento Dio mi è accanto e mi accorgo che non sono sola, anche nelle tempeste, anche nei momenti duri. E come dice, come possiamo prendere esempio da Gesù, che parla qui, Dio ci ha fatto conoscere le vie della vita, Dio ci fa vedere la verità, l'unica verità, in cui non abbiamo spazio per confusione, perché Lui ci mostra il sentiero e l'ha creato. Dio è la via, la verità, e la sua parola è viva, e per questo credo che quello che ci dice lo dobbiamo credere e dobbiamo tenerlo a cuore. E ora andremo alla nostra ultima canzone, Padre nostro. Santo è il nome
e la gloria per sempre. Amen. Tuo è il regno, tua la potenza, tua è la gloria per sempre. La Chiesa, tu è il regno, tuo la potenza, tua è la gloria per sempre. Amen. Tuo è il regno, tua la potenza, tua è la gloria per sempre. Amen. Tu è il regno, è il regno, tua La potenza tua è la gloria per sempre. Grazie Dio per questa serata. Grazie Dio per averci trovati tutti qui insieme per lodare te, per ringraziare te, per mettere te al centro, per darti tutta la gloria, tutta la potenza di cui tu sei e di cui ti dobbiamo dare. Grazie Dio per esserci sempre vicino, grazie per non lasciarci mai nei momenti bui, nei momenti difficili, grazie per essere sempre il nostro sostegno, per darci forza, darci la possibilità di guardare al prossimo giorno. Grazie Dio perché tu sei nostro Padre, tu ci vuoi bene, tu ci ami. Grazie Dio. E vorrei pregare per chi deve portare la parola adesso e lo studio. Dagli Dio le parole giuste perché le possiamo sentire nel nostro cuore veramente e possiamo tenerle e portarcele nella settimana, nel domani. Grazie Dio per tutto quello che fa nelle nostre vite, per tutti qui presenti, quelli che ci stanno guardando da casa. Nel nome di Gesù, amen. E adesso potete accomodarvi. Prova? Ok, si dovrebbe sentire. Bene, buonasera a tutti. Direi di cominciare, prima di predicare, con una preghiera. Quindi invito di nuovo a chiudere gli occhi, rimanere in atmosfera di preghiera e preghiamo assieme. Signore, noi ti ringraziamo per questo momento, ti ringraziamo per tutte le persone che sono presenti stasera e anche per quelle che non sono riuscite a venire, Signore. Noi ti preghiamo che tu possa aprire i nostri cuori, le nostre menti, le nostre orecchie, Signore, perché questa tua parola possa arrivare direttamente ai nostri cuori e noi possiamo imparare subito ad applicarla, Signore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Bene, l'argomento di stasera è la pressione dei pari, argomento simile a quello che abbiamo discusso sabato scorso, che era sulla persecuzione, e quindi intanto vi faccio fare un piccolo esercizio di ginnastica e vi chiedo di guardarvi attorno. Guardate tutto attorno a voi, a destra, a sinistra, giratevi, guardate la persona dietro a voi. Molto bene. Adesso voi avete rapidamente individuato chi sono i vostri pari e chi no. Ma adesso spieghiamo che cos'è un pari. Un pari è una persona come me, qualcuno che mi assomiglia, qualcuno con cui ho qualcosa in comune. Può essere l'età, può essere il fatto che andiamo a scuola, la stessa scuola, facciamo sport, andiamo alla stessa chiesa, eccetera, eccetera. Ci sono persone qua dentro, che avete guardato, con cui siete amiche, con cui parlate, con cui vi confrontate, persone che sentite vicine a voi. Altre persone invece che guardate dite, è molto distante da me. E quindi, per esempio, parlo soprattutto al segmento di adolescenti là dietro,
magari voi guardate tra i più piccolini, avete visto ogni tanto che ci sono i bambini che corrono per la chiesa urlando, facendo casino, avete mai visto? Sì? Avete fratellini più piccoli? Perfetto. Poi guardate anche quelli un po' più anzianotti qua, che sono in questa chiesa, ci sono anche degli adulti, ci sono persone anziane. Queste persone noi non li sentiamo molto come nostri pari. Magari fate difficoltà anche a vedere me come un pari, vedete più che altro tra di voi come pari. Io vedo per esempio Samuel o Larissa più vicini a me rispetto ad un adolescente o ad un adulto. Quindi i pari sono le persone tutto intorno a noi, sono persone che possono esercitare un'influenza molto forte sulla nostra vita. Chi ha mai sentito in questa chiesa la seguente frase? Oh, andiamo al Mac. Chi non l'ha mai sentita alzi la mano. Mentire non è di Dio, ragazzi. Molto bene. E tante volte noi, c'è chi ha obiettato, ma io non ho voglia di Mac stasera, ho voglia di pizza, ho voglia di qualcos'altro. E gli altri, dai, ma il Mac è vicino, è facile, ci andiamo tutti, vieni anche tu al Mac. E quindi tu dici, dai sì, andiamo al Mac, mi prendo il mio solito paninetto, sto là tipo io non volevo essere qui, però dai, ci vanno i miei amici. E questa è pressione tra pari, non sembra, ma lo è. E quindi noi abbiamo un potere, un'influenza, perché ci sono i nostri amici, le persone simili a noi, che ci capiscono, che noi capiamo con più facilità e non riusciamo a convincere più facilmente delle cose. Scommetto che è più facile che uno di voi adolescenti convinca un altro ad andare al Mac piuttosto che un sessantenne. Non so se ci sono sessantenni qua dentro, ma chiedetevi, un adolescente riuscirebbe a convincervi a portarvi ad andare al Mac? Se paga, se paga. Quindi sì, ci può essere una pressione buona e una pressione negativa. La pressione buona può essere quella che ci spinge a fare cose positive, cose che a Dio piacciono. Dai, sabato vieni allo studio, domenica vieni al culto, oh mi raccomando, c'è l'incontro di preghiera stasera, mi raccomando, dobbiamo leggere la Bibbia assieme, mi raccomando, dobbiamo uscire, non devi stare sempre a casa, esci con noi, fai uno sport. Tutta quella pressione in senso positivo che ci fanno i nostri amici, i nostri colleghi di lavoro, i nostri compagni di chiesa, persone che ci spingono a fare qualcosa di positivo per noi. Quindi, come ho detto, i pari sono persone simili a noi che ci capiscono. Adesso chiedo, soprattutto ai giovani, ma anche ai più adulti che sicuramente si ricorderanno, chi in questa stanza è andato dai suoi genitori in un qualche momento, gli ha detto qualcosa e il genitore non ha capito. Ha proprio capito un'altra cosa, non è stato in grado di comprendere. Subito dopo noi ci arrabbiamo, piangiamo, urliamo contro il genitore in base al rapporto, andiamo in camera, prendiamo il telefono e scriviamo ad un amico, ad un'amica, giusto? Mai successo questa cosa? E poi miracolosamente l'amico capisce. Oh, che bello, l'amico ci capisce, l'amico dice, no, sei tu che hai ragione, è chiaro che hai ragione. Io capisco le emozioni che provi. Questo succede tanto nell'adolescenza, succede anche ai giovani, immagino che succeda anche tra i genitori. Mio figlio non capisce questa cosa, anche il mio non capisce niente. Mai avuto queste conversazioni? Vedo dei genitori. Questo studio è per tutti, mi raccomando, ricordatelo. Quindi, pensate al vostro confidente, alla persona da cui andate di più, alle persone da cui andate di più, e senza rispondere a me, la sua età è lontana dalla vostra, il suo lavoro è tanto diverso da quello che fate voi. Un operaio di 40 anni si confessa di più con una persona della sua età, magari col suo stesso lavoro, magari che ha figli anche lui, o con un adolescente che va a scuola. Se invece sei un adolescente che va a scuola, con chi fai più facilità a confrontarti? E quindi questo è un po' per spiegare chi è un pari. E ovviamente c'è la pressione positiva e bella, ma parliamo di quella anche negativa e brutta. I pari sono molto importanti e molto pericolosi perché sono persone che noi vediamo come noi, simili a noi, come ho detto, che ci capiscono, con cui riusciamo a comunicare. E quindi sono delle persone che influiscono sulla nostra vita e non possiamo ignorare questa influenza.
Ora possiamo vedere nelle slide che le persone attorno a noi, soprattutto durante l'adolescenza, ci possono spingere a fare cose non positive per noi. Quindi guardate bene quella lista, ragazzi, e mentalmente rispondetevi, senza dire niente a nessuno, c'è qualcosa di questa lista che avete fatto perché qualcuno vi ha invitato a farlo? È molto difficile che un ragazzo si svegli la mattina, si stiracchi, faccia colazione, guardi fuori. Non so cos'è una sigaretta, ma la vado a provare. Prende e va a comprare una sigaretta. È molto difficile, è molto più probabile che dai fra, prova la sigaretta, è solo un tiro, è solo provare. Io stesso ci sono cose di quella lista che ho fatto perché qualcuno mi ha detto dai, prova, è divertente, è bello, ti dicono tutte le cose più belle dell'aspetto, delle azioni qua. Poi quando inizi a subire le conseguenze negative, vai dall'altro tipo, oh, ma in cosa mi hai tirato dentro? Ah no, fra, è colpa tua, io non c'entro. Quindi sì, guardate questa lista e chiedetevi, senza un'influenza esterna, avrei fatto questa cosa? Tante volte la risposta è no. Altre volte sì, ma quello è un altro discorso. Quindi la pressione, quando è veramente forte, è qualcosa che ci spinge a fare cose che in autonomia da soli noi non faremmo. E la pressione nasce dal bisogno di avere un'identità, di essere qualcuno o di far parte di qualcosa. E questo è un tema molto importante di stasera e voglio che voi lo capiate molto bene. Adesso parlo soprattutto di nuovo agli adolescenti, ma è una domanda che riguarda tutti. Ti sei mai chiesto chi sono io? Ti sei mai messo davanti allo specchio del tuo bagno, della tua camera, hai guardato dritto negli occhi del riflesso e hai detto, ma io chi sono? Qual è il mio posto nel mondo? Quella persona, quel ragazzo che mi piace tanto a scuola, io non gli piaccio. Perché non gli piaccio? Quel gruppo di ragazzi che fa sempre combriccola lì, che sono amici, sono super legati tra di loro, ma vado a parlarci io e mi guardano come se facessi schifo. Sono io il problema. Perché non mi vogliono bene? Cosa c'è che non va in me? Penso che tutti noi ci siamo fatti una domanda di genere a questo punto. E il punto centrale di queste domande è l'identità. L'identità è una parola che dobbiamo stamparci in testa questa sera, perché la pressione che i pari esercitano su di noi è tanto più forte quanto più la nostra identità è fragile. Sto parlando soprattutto della pressione negativa. Noi cerchiamo affermazione, cerchiamo qualcuno che ci dica ah Emanuele, tu sei questo tipo di persona, tu sei parte del mio gruppo, tu sei uno come me. Soprattutto durante l'adolescenza è molto importante per noi cercare una persona che affermi che noi siamo, che noi facciamo parte di qualcosa. E questo spesso ci spinge a fare cose che noi non vogliamo fare, cose che a volte sappiamo che non ci fanno bene, ma perché noi abbiamo bisogno di quell'etichetta, abbiamo bisogno di far parte di quel gruppo. E molto spesso cercare noi stessi in questo modo ci porta ad avere confusione nella nostra vita. Adesso chiedo a tutti, hai mai rinunciato a un hobby, un sogno, un modo di vestire, di parlare, di comportarti, una passione, perché gli altri ti hanno fatto un giudizio negativo al riguardo? Ah, ma ti piace la fantascienza? Ma sei stupido? Sono dei film noiosi, brutti, e tu hai scartato quell'hobby per piacere a quelle persone. È mai successo? Un'altra cosa che può accadere per la pressione è essere frustrati, rendersi conto che siamo cambiati per le altre persone, di aver rinunciato a parte di noi e ci detestiamo per questo. Io dico, ma a me piacevano quei film, perché ho smesso di guardarli? Per piacere a questo gruppo, perché se no non sono miei amici. E poi, come la lista che vediamo là dietro, la pressione ci porta a sperimentare. Tu sai che non vuoi fumare, che non vuoi bere alcol, magari qua chi è stato cresciuto in una chiesa sa che non devi baciarti con il primo che passa, non devi fare sesso con una persona con cui non sei sposato, però ti dicono, gli amici ti dicono che è bello, è fantastico, è magnifico, prova, io l'ho fatto, lei l'ha fatto, lui l'ha fatto, perché tu no? E a un certo punto, quando diventa un assedio e in 20 persone ripetutamente ti dicono perché tu no, a un certo punto dici ok, va bene, lo faccio, Madonna, arrivo, lo faccio.
E questa cosa ci lascia spesso tristi, amareggiati, arrabbiati. Ci diciamo, cavolo, ma io avevo dei principi, io avevo delle idee, perché ho ceduto su questo punto? Un'altra cosa che succede, mi rivolgo di nuovo agli adolescenti o agli adulti che ricordino la loro adolescenza, vi è mai capitato di tornare a casa e piangere, urlare di rabbia e di tristezza perché quella ragazza, quel ragazzo non ti ha voluto come amico, quel gruppo non ti ha voluto? Ti è mai capitato di avere quella rabbia, quel senso di cosa c'è che non va in me, perché non riesco ad entrare in questo gruppo di persone, perché non vengo accettato? La pressione che i pari hanno su di noi può avere degli effetti molto negativi. Ci può portare a fare cose umilianti, cose che ci spingono a rinunciare a ciò che noi siamo, pur di avere un amico, un moroso, un'amorosa, un gruppo. E tutto questo è aggravato, noi siamo più suscettibili alla pressione dei pari quando soffriamo di altri problemi che abbiamo visto in passato, per esempio la bassa autostima, la depressione. Quando noi abbiamo una stima bassa di noi, abbiamo bisogno di essere nutriti esternamente dagli altri e questo ci spinge ad accontentarli. Ah sì, io ti dico che sei un mio buon amico, ti dico che sei vicino a me, ti dico che sei una cara persona, se esci con noi a fumare, se fai questo furtarello con noi, se smetti di andare a quello sport che ci impedisce di uscire tutti quanti assieme. Penso che tutti noi abbiamo visto o nella nostra vita o nelle vite di persone vicine a noi situazioni del genere. E ora però noi dobbiamo, essendo cristiani, guardare alla prospettiva biblica su questo tema e dobbiamo ricordarci, come in tutti questi temi, che queste sono delle tentazioni che non abbiamo vissuti solo noi, sono delle tentazioni che anche Cristo in parte ha sofferto, perché la pressione dei pari si incastra dentro un discorso più grande del rapporto che c'è con il mondo, tutto il resto delle persone e noi. E noi sappiamo molto bene che quando la Bibbia parla di mondo, noi dobbiamo essere nel mondo, ma non del mondo. Spesso è complicata questa cosa, ma è importante capirla. La Bibbia ci invita ad essere controcorrente su tantissimi aspetti. E lì dietro ho preparato un paio di versetti che ci ricordano delle verità bibliche. Voglio che il secondo versetto ve lo stampiate in testa perché è verità biblica. Il mondo odia Cristo, odia i cristiani. E quando qualcuno ti odia non ti dà carezzine e belle parole, ti odia. E noi dobbiamo essere preparati a questo. Dio ci santifica e santificato vuol dire santo vuol dire messo da parte per i piani di Dio, per i suoi scopi. Dio vuole da te che tu sia la luce del mondo e il sale della terra. Vuole che tu sia un messaggero che porta gioia e speranza nella vita delle persone. Ma il mondo ci dà delle pressioni che sono tante e sono forti. Parlo soprattutto agli adolescenti qua. Quanto è facile essere cristiani alle superiori o alle medie? Parlare di Dio a questa generazione. Immagino che non sia facile. Io non ci sono passato, però neanche alla nostra età, neanche parlare all'università, al luogo di lavoro, è facile. Non è facile a nessun livello. A volte non è facile parlare di Cristo in chiesa, quindi figuriamoci. Ma il posto in cui noi siamo seduti ora, appunto, la chiesa, sono le persone che vi circondano, con cui lodate, pregate e studiate, è la vostra chiesa. È il luogo a cui vi dovete attaccare. Voi vi dovete attaccare a Dio, dovete attaccarvi alla parola di Dio e dovete attaccarvi alla vostra chiesa. In questo modo, e solo in questo modo, riusciamo a resistere all'assedio del mondo. Voglio che proprio immaginate l'immagine medievale dell'assedio, con la città chiusa, i soldati attorno, perché Satana fa di tutto per farci cedere sui nostri principi. Quella che ci sembra una banale, piccola, stupida sigaretta, un piccolo bacio, è semplicemente la breccia tra cui il peccato entra nella nostra vita e da lì in poi è una voragine di conseguenze. Tornando a parlare della comunità, ci sono ovviamente due direzioni nel rapporto tra te e la tua comunità attorno a te. Di nuovo, guardatevi l'uno all'altro perché questa rimane la vostra comunità. Quando venite al culto, questa è la vostra comunità cristiana. Le due direzioni nel rapporto sono quello che la comunità dà a te
e quello che tu dai alla comunità. È importante che tutti noi mettiamo in pratica la parola di Dio perché questa Chiesa, queste persone in questo luogo, creino un luogo di amore, di comprensione e di ascolto. Un luogo dove noi riusciamo a vedere i dolori dei nostri fratelli. Quante volte siete venuti la domenica in chiesa che stavate male, con la M maiuscola, pieni di problemi, pieni di buio, pieni di voglia di urlare stando malissimo e le persone vi hanno guardato, sì, ciao, ciao fratello, buona domenica, ciao, ciao, e via. Senza darti empatia, senza darti ascolto, senza darti un abbraccio, una pacca sulla spalla. Questo succede tante volte ed è molto importante che questo diventi un luogo di persone che vedono il dolore degli altri, perché noi possiamo diventare una comunità più forte, una comunità in cui quando una persona soffre viene vista. Vediamo gli altri 2 versetti che ho preparato, in cui la Bibbia, attraverso Paolo e Giacomo, ci dà alcune indicazioni su come ci dobbiamo comportare. Noi dobbiamo servire gli uni gli altri, noi siamo strumenti di Cristo nella vita delle persone e le persone attorno a noi sono strumenti di Cristo nella nostra vita. Questo che vedete qui è quello che la comunità ci può dare, tante altre cose scritte nella Bibbia è quello che la nostra comunità ci può dare. Ma come ho detto ci sono 2 direzioni, quello che la comunità dà a noi, dà a te, e quello che tu dai alla comunità. È altrettanto fondamentale che tu dia queste cose, che tu sia uno strumento di Dio nella vita delle persone. Perché questa è l'arma più forte per rispondere alla pressione dei pari. Tutto questo parte da un rapporto sano e forte con Dio, che è la base di tutta la vita cristiana, la base di tutte le soluzioni ai problemi di cui abbiamo parlato in queste settimane. Dio ci guida ad essere luce e sale, ed è quello che noi dobbiamo essere. Tu per primo ti devi impegnare ad essere un suo strumento per rendere la Chiesa una comunità unita. In questo modo tu aiuti i tuoi fratelli a resistere alle pressioni. Sostieni i tuoi fratelli, i tuoi amici, di nuovo, guardate la persona accanto a voi, dietro di voi. Voi dovete sostenere quella persona, dare ascolto a quella persona. Ci sono momenti in cui quella persona sbaglia e voi dovete prendere quella persona e riprenderla con amore. Guarda che stai sbagliando. La coerenza del cristiano è un'arma molto, molto forte. Quando voi siete coerenti, ispirate gli altri, soprattutto voi che siete giovani ragazzi, più giovani di noi che siamo vecchietti e di loro che non dico neanche cosa sono. Scusa, sto scherzando. Quindi è fondamentale ispirare gli altri con la nostra coerenza, la nostra obbedienza, il nostro dire no alle tentazioni viene visto da Dio, chiaro, ma dalle persone attorno a noi e ci fa sentire molto più forti. Se voi vedete un fratello che riesce a dire no alle sigarette, per esempio, voi capite che si può dire no alle sigarette, si può fare e quel fratello vi può aiutare a farlo. Va detto che la pressione tra pari, il spingerci a fare cose negative, esiste anche in questa chiesa, in queste mura, tra queste persone. Ovviamente una persona può sbagliare, 2 persone assieme possono sbagliare in 2, chiaramente. Noi tante volte qui spingiamo una persona a fare cose che a Dio non piacciono. Per esempio, quanti qui tra di voi, senza dirlo ovviamente, hanno parlato male di un terzo fratello insieme a un fratello? Vi siete trovati in 2 degli adolescenti e avete parlato di un adolescente che non c'era, avete detto «Ah, ma che brutta che è, ma quanto si veste male, ma dice sempre la cosa sbagliata, è sempre così, è sempre colà». E parlate male di questa persona. Quante volte avete chiesto a un vostro fratello «Dai, ho bisogno che tu dica questa micro bugia per me, una piccola bugia, non succederà niente, te lo giuro, tu dici questa bugia per me». Tu dici «Va bene, per un mio amico dirò una bugia». Questi sono peccati e questa è pressione, perché noi chiediamo a un fratello, spingiamo un fratello a peccare. E di nuovo, come ho detto prima, noi ispiriamo gli altri. Ragazzi, non sottovalutatevi quello che voi fate, ragazzi, adulti, tutti.
quello che fate ispira gli altri. Spesso e volentieri si parla, soprattutto per i pastori, per esempio, la lode, i ruoli più in spicco, che non devono stare molto attenti a quello che dicono, che fanno. Credo che la lode, i pastori possano consentire quello che dicono, che fanno, che mettono sui social, perché sono persone in vista. E se io vedo che il pastore, per esempio, dice parolacce e si ubriaca ogni sera, io dico, beh, se lo fa il pastore posso farlo anche io, no? E quindi è molto importante che nemmeno voi sottovalutiate il peso delle vostre azioni. Nel bene e nel male, tutti voi, ispirate gli altri a fare bene o a fare il male. Quindi io ti invito a essere forte quando si tratta di resistere. Sii coerente con la parola di Dio, chiediti che cosa Gesù vuole che tu faccia in un determinato contesto. Devi dire no quando qualcuno ti offre di disobbedire a Dio in qualsiasi modo, anche se è difficile. E questo per la parte, diciamo, negativa della predica. Per la parte positiva devi essere luce e sale. Chiediti, ma quello che io sto dicendo, che sto facendo, sta pressando qualcuno, sta spingendo qualcuno dei miei fratelli a disobbedire a Dio? Chiediti, i miei pensieri, le mie parole, le mie azioni portano gloria a Dio o no? Perché tante volte noi diciamo, facciamo, anche e soprattutto con gli altri, cose che non sono positive e che guidano noi e loro lontano da Dio. Quindi è importante ispirare le persone attorno a noi facendo la cosa giusta. Quando noi obbediamo a Dio, quando tu obbedisci a Dio, stai cambiando il mondo attorno a te. Non sembra, ma le persone si ricordano più di quello che fai rispetto a quello che dici. E io ribadisco di nuovo, perché è molto importante, la coerenza è un'arma in mano al cristiano che cambia la vita delle persone. Se tu dici, la parola di Dio dice questo, e dopo ti vedono applicare esattamente questo, colpirai molto le persone. Perché alle persone dà fastidio l'ipocrisia, fa schifo l'ipocrisia, e ne vedono tante in giro, ma quando vedono la coerenza è una cosa che cambia la vita delle persone. Quindi, per concludere, per arrivare a questo, per arrivare a ispirare, è fondamentale attaccarsi a Dio, leggere la sua parola, obbedire il più possibile, ovviamente siamo umani, ai suoi comandamenti, applicarli nella nostra vita. Noi dobbiamo, voi soprattutto giovani, ma anche gli adulti, a qualunque età, bisogna resistere al mondo, resistere alle pressioni che riceviamo e al contrario esercitare una pressione positiva sulle persone attorno a noi, spingerle ad essere sempre meglio e attraverso il nostro esempio guidarle a capire chi è Gesù e perché noi lo seguiamo. E questo porterà dei cambiamenti giganteschi nella tua chiesa, tra i tuoi amici, nella tua famiglia e nella tua vita. Preghiamo? Signore, io ti ringrazio perché tu ci vuoi insegnare a radicarci nella tua parola, Signore, a essere coerenti con la tua parola. Io ti prego, Signore, che questa parola che è stata predicata questa sera non sia buttata al vento, Signore, ma che siano semi che mettono radici profonde nei cuori di tutti i presenti, Signore. Ti prego che noi usciamo da questa stanza, Signore, come cristiani convinti, Signore, che noi possiamo imparare da te a dare una testimonianza forte, rigorosa, coerente, che per prima in questa Chiesa, Signore, noi impariamo a non pressare gli altri al peccato, ma pressarli, guidarli, ispirarli a fare il bene e a obbedire alla tua parola, Signore. Ti prego che soprattutto i ragazzi siano in grado di resistere alle pressioni, che quando il mondo si schiaccia attorno a loro e sembra che non ci sia via di fuga, loro possano rivolgersi a te, Signore, appendersi alla tua parola, alle tue promesse e resistere a questa pressione, Signore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Adesso è il nostro momento di offerta, quindi vi invito tutti ad alzarvi e siete liberi di dare quello che potete, quello che riuscite.
ma sappiate che comunque anche questo è un modo di lodare e ringraziare Dio, quindi vi invito tutti a fare quello che potete. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti. Vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 voglio vederti. Signore, ti ringrazio per questa serata, Padre, ti ringrazio per queste offerte, ti chiedo che potranno essere gestite secondo la tua opera, secondo il tuo volere, Signore, e che non possa mai mancare nulla a questa Chiesa, che è la tua casa, Signore. E ti ringrazio perché stai già benedicendo grandemente questa Chiesa negli ultimi mesi, Padre, e ti ringrazio, Signore, per questo, perché ti stai prendendo cura di ognuno di noi, Padre, e è bellissimo vedere questa tua dimostrazione d'amore nei nostri confronti, Signore. Ti ringrazio per il messaggio di oggi e ti chiedo che nello studio che verrà dopo che si possa riflettere sulle parole, che si possa andare più in profondo, Signore, nella tua parola, e che ciò possa portare a nuove verità, alla scoperta di nuove cose che tu hai da dirci, Signore. Amen. Potete sedervi, adesso c'è il momento degli annunci. Prova. Ok, allora gli annunci, partiamo dai soliti classici annunci. Ogni giovedì sera abbiamo ripreso l'abitudine questa settimana, c'è l'incontro di preghiera su Discord alle 9. Se non sapete cos'è Discord, chiedete a noi più grandi, qualcuno degli adolescenti lo sanno. Se non venite all'incontro di preghiera, vi perdete un'occasione molto carina di pregare assieme, quindi vi super consiglio di venire. E ricordo che questo martedì alle 8:30, mi sembra di ricordare, c'è l'incontro di teologia a Conegliano. Correggetemi se sbaglio. Il martedì dopo c'è quello a Treviso. E dopodiché sabato prossimo avremo un altro incontro come questo e il tema è il lutto. Quindi, di nuovo, sempre argomenti molto sensibili, molto seri, ma mi raccomando, la partecipazione sono cose che toccano tutti noi. Ricordo il Winter Camp. Abbiamo avuto parecchie iscrizioni, so che la maggior parte dei presenti è iscritta,
Non mi lancio a dare numeri precisi perché ci sono ancora piccole cose da sistemare, ma abbiamo dei posti liberi. Quindi chiedete all'organizzazione, non mandate bonifici così a caso, chiedete prima, poi noi vi diciamo sì, tutto a posto, c'è il posto e mandate il bonifico. Ricordo che ci sono le felpe del Winter Camp legate a questa cosa. Per le felpe parlare a Samuel e a Monique. Per le iscrizioni del campeggio parlate a me e a Larissa. Conoscete? Molto bene. E giusto per ricordare i prezzi, la caparra, che è quella che prendiamo per confermare l'iscrizione, sono 50 €, la felpa 20, giusto? Per la felpa hanno scadenza fino a? Quindi fino a domani, lo ripeto a tutti, se volete la felpa del campeggio o stasera o domani lo dite e pagate il prima possibile, meglio se quando lo dite, oppure niente felpa. Per la caparra fate il prima possibile, ripeto, prima chiedete e poi pagate. Ora ci dividiamo in piccoli gruppi, saluto la gente che ci ha seguito da casa e auguro una buona serata a tutti.